È stata una mattinata indimenticabile quella che ieri l'Inner Wheel Club di Agrigento, la cui presidente è Patrizia Di Giovanni Vitellaro, ha dedicato al dono, alla solidarietà e alla vicinanza nell'ambito del progetto Sorriso Uniti per fare del bene, un Natale di sorrisi tra musica e solidarietà. L'iniziativa promossa in condivisione con il Rotary Club, Rotaract e Interact. Le tappe del cuore di questa coinvolgente carovana della solidarietà hanno toccato 3 luoghi simbolo della comunità. Casa della Speranza, dove i 3 club sono stati accolti dalla gioia dei ragazzi che hanno gradito panettoni, dolci, cornamuse e il calore dell'amicizia. Poi il Residence Santa Teresina, dove Babbo Natale, unitamente alle melodie pastorali e le note delle cornamuse, hanno generato gioia e momenti di felicità tra gli anziani ospiti, suscitando tanta commozione. Conclusione di un progetto ricco di umanità e allegria, la pediatria dell'ospedale San Giovanni di Dio, che è stata la tappa più commovente. Nel reparto dei piccoli ospiti accolti dal primario dottore Gramaglia e dal direttore sanitario dell'ospedale dottore Asaro, tutti i soci hanno distribuito regali e sorpresine tra i corridoi in festa. Musica, sorrisi e tanta gratitudine tra le mamme, i bimbi e tutto lo staff ospedaliero. Le melodie delle cornamuse hanno trasformato ogni ambiente in un luogo di festa grande, coinvolgente ed emozionante per tutti. Vedere sorrisi, espressioni di gratitudine, gioia e sorpresa negli occhi dei bambini e dei grandi ha gratificato profondamente tutti, le socie dell'Inner Wheel Club, i soci del Rotary, Rotaract e Interact presenti. Una giornata fantastica conferma che l'amicizia, la solidarietà e la condivisione sono il regalo più prezioso di questo Santo Natale. Tanti auguri dall'Inner Wheel Club di Agrigento, dal Rotary Club di Agrigento, dal Rotaract e dall'Interact Club di Agrigento.